Buongiorno a tutti, io ringrazio il Presidente Baciavo, ringrazio il Dottor Mianatini, volevo anche ringraziare il Dottor Sergio Rossi, Direttore dello Sviluppo Imprese, grazie al quale esiste questo progetto, e volevo ringraziare anche la Dottoressa Eliana Romano del Servizio Prezzi e il suo staff per la collaborazione e l'aiuto che ci hanno dato nella costruzione di questo progetto che come dire, non data quest'anno ma è da alcuni anni che lo portiamo avanti. In ultimo volevo ringraziare la dottoressa Francesca Signori che è la curatrice di questo lavoro, quindi i risultati che vedete sono frutto della sua analisi. Certosina. Io cercherò di essere breve anche se non è semplice perché la mole di informazione non è poca. Parliamo di due servizi non semplici, due servizi che sono ormai diciamo, sulla scena giornalmente per quanto riguarda le riforme legislative che stanno passando in Parlamento. Trasparenza e accountability delle tariffe locali, di cui una premessa, poi andiamo sui risultati. Forse avremmo dovuto scrivere trasparenza e accountability delle tariffe locali e della qualità delle tariffe locali. Molto spesso anche in passato c'era stato fatto presente che si puntava troppo il dito sulle variazioni tariffarie e sui livelli della spesa, non tenendo debitamente conto dei livelli di qualità. Lo abbiamo fatto, abbiamo avviato un percorso di innovazione e anche non solo tramite la Camera di Commercio ma anche con tutto il mondo camerario, quindi non Camera in particolare, e vi faremo vedere anche dei risultati innovativi in termini di qualità del servizio attraverso la costruzione di alcuni indicatori di benchmarking che riguardano la qualità tecnico e commerciale dei due servizi. Trasparenza. La Camera di Commercio da oggi è disponibile sul sito internet della Camera di Commercio e in particolare all'indirizzo internet che potete vedere mostrato nella slide, un nuovo servizio, si chiama Task Milano, è un repertorio amministrativo delle tariffe degli atti pubblici e dei servizi pubblici locali, in particolare il servizio idrico integrato e servizio di rapporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Tramite questo, cos'è Task? È uno strumento che permette a chiunque, in particolare all'utente cittadino, in particolare all'utente imprenditore, di poter innanzitutto calcolare la propria spesa, quindi nei limiti umani, lo strumento è aggiornato con gli ultimi dati disponibili, quindi con le ultime delibere di approvazione delle tariffe sia nei beni dei rifiuti. Quindi calcola la propria spesa, può consultare le agevolazioni a cui può avere accesso sulla base di alcune caratteristiche proprie e quindi può consultare tutta la documentazione relativa ai regolamenti e verificare se può accedere alle agevolazioni che tendenzialmente sono su richiesta. Può scoprire la qualità del servizio e questa è l'altra innovazione che abbiamo inserito nell'ultimo anno, quindi valutare non solo la spesa ma anche la qualità del servizio perlomeno con indicatori che sono verificati sul campo. Ovviamente poi c'è tutta un altro filone che è quello della qualità percepita dal cittadino stesso, dall'imprenditore che come ben sappiamo possono esserci delle divergenze. Infine può anche fare un confronto di benchmarking di quanto spende lui nel comune in cui è localizzato rispetto a un suo pari, quindi a parità di profilo, in altre aree territoriali, quindi sia a livello provinciale che a livello nazionale. Quindi da oggi questo è liberamente accessibile sul sito della Camera di Commercio ed è, come dire, il frutto, il risultato finale di questo lavoro che abbiamo sviluppato con la Camera di Commercio. Quello che vedremo sono alcuni flash, alcuni risultati che emergono da questa analisi. Servizio idrico, in breve, assetto istituzionale abbastanza semplice, abbiamo un'unica provincia ma abbiamo due ambiti territoriali ottimali, quindi lato città di Milano e lato Milano, quindi che interessa tutti i comuni della provincia. Lato città di Milano è la gestione del servizio in concessione metropolitana milanese, nel resto della provincia abbiamo due gestori, tendenzialmente un grande gestore che copre praticamente tutti i comuni della provincia Agnacque del gruppo Capo Holding e residualmente 3 comuni che sono gestiti da Brianza Acque. La peculiarità di questo assetto è che
nella gestione di AMEACQUE abbiamo sostanzialmente livelli tariffari differenziati per comune. Mentre a Milano, quindi lato città di Milano, è un'unica tariffa perché abbiamo un unico comune, nel resto della provincia i livelli tariffari sono variabili, sono differenziati nonostante abbiamo un unico gestore. La variabilità comunque che c'è è abbastanza contenuta, come potete vedere tra il rapporto minimo e massimo, tra il massimo e il minimo della spesa che registriamo sul territorio provinciale, quindi perimetro città di Milano e provincia di Milano, è abbastanza contenuto. Ve lo dico che è contenuto perché il rapporto massimo minimo è 1.6, come potete vedere questo invece è un confronto con i capoluoghi di provincia, quindi prendendo riferimento al capoluogo di provincia Milano con gli altri capoluoghi di provincia italiani, come vedete il rapporto non è di 1.6 ma è di 1 a 8. Quindi come dire, e Milano in questo caso emerge come uno dei capoluoghi di provincia con la minore spesa a livello nazionale. È il terzo. Abbiamo costruito questa graduatoria ovviamente profilando alcuni profili di consumo, e li vedete elencati: albergo, parrucchieri, ristoranti, industria alimentare. E come vedete Milano, qui vengono elencati i capoluoghi di provincia lombardi. Milano è il comune a minore spesa nell'ambito regionale, ma è tra i comuni a minore spesa a livello nazionale. Poi vedremo che nonostante sia terzo in classifica a livello nazionale, è primo controllando per la qualità del servizio, per la quale la qualità è effettivamente eccellente. Nell'analisi che abbiamo fatto, ovviamente, siamo andati a indagare anche le articolazioni tariffarie, che ovviamente hanno un impatto poi sul calcolo della spesa unitaria. Qui molto brevemente abbiamo confrontato Milano con altri capoluoghi di provincia lombardi. Come vedete emerge una spesa molto bassa e soprattutto un profilo, una struttura tariffaria flat. Quindi sostanzialmente non si verificano strutture crescenti a crescere dei consumi, come invece possiamo verificare in alcuni casi come Cremona e Brescia. Un altro punto che siamo andati a verificare, che poi potrebbe essere tema di dibattito, è ovviamente la premessa che nel servizio idrico da 2 anni è entrata l'autorità per l'energia elettrica e il gas a regolare i criteri tariffari e ovviamente sta mettendo mano a tutta una serie di criticità che questo servizio, in particolare il profilo tariffario, presentava con retaggi che ci portavamo dietro dagli anni 70, in particolare quella della tariffa di fornitura di depurazione per gli utenti industriali, quello che abbiamo visto prima, uso commerciale, sono utenti civili. Quello che vediamo qui è una formulazione matematica che non vi sto a raccontare, ma semplicemente dirvi che sostanzialmente le tariffe di fornitura e depurazione per l'utente industriale nella provincia di Milano vengono definite sulla base di una formulazione dettata alla fine degli anni 70, con un DPR del 76. È evidente che questa formula crea innanzitutto delle sperequazioni. Noi abbiamo fatto anche una simulazione che non riguarda solo il territorio lombardo, ma anche il territorio più ampio nazionale. Come vedete questo è un benchmarking a parità di profilo, abbiamo profilato l'industria cartaria. Come vedete questa profilazione ci porta poi a verificare che c'è un'ampia variabilità sul territorio nazionale anche per questa tipologia di tariffa. Quindi tendenzialmente i coefficienti che avete visto in quella formula sono differenziati per comune e tendenzialmente il limite di questa formula è che oltre che le caratteristiche dello scarico, come dire, e questo va bene, la tariffa pagata dall'utente industriale dipende dal comune in cui va a scaricare. Quindi sostanzialmente questo algoritmo è datato perché non è in grado di contemplare nel costo del trattamento e quindi nello scaricare al consumatore, all'utente industriale, gli effettivi costi depurativi che sostanzialmente oggi i depuratori tecnologicamente più avanzati sostengono. Inoltre è un'articolazione tariffaria sbilanciata sulla quota variabile, quindi non riflette il reale costo teorico che è dietro a un impianto di depurazione. Come potete immaginare, un impianto di depurazione ha un costo fisso molto elevato,
variabili tendono ad essere più importanti, e quindi questa formula invece è molto più sbilanciata sulla parte variabile che su quella fissa. Inoltre ci sono poi delle differenze che non sono giustificabili, in particolare per quanto riguarda le prospettive di fognatura. Tendenzialmente anche dalla letteratura economica emerge che non ci sono validi motivi per poter differenziare la tariffa di fognatura del civile rispetto a quella dell'industriale, ma solamente quella della depurazione. Ripartizione del carico, anche qui abbiamo fatto un esercizio di verifica di come vengono distribuiti i carichi tariffari tra i due grandi mondi, la macro utenza delle famiglie e la macro utenza delle imprese. Poi a valle ovviamente ci sono tutte le differenziazioni in termini di attività di impresa, in termini di famiglie, sulla base del numero di componenti. Quello che vedete qui è un quadrante, un esercizio, tento di spiegarlo velocemente, in cui sostanzialmente abbiamo due tipi di lettura. Uno è quello che, come dire, a destra o a sinistra della barra verticale, quindi come vedete sulla scissa abbiamo le famiglie, e sostanzialmente la barra verticale e la barra orizzontale che vanno a formare una croce non sono altro che la media della spesa provinciale su Milano. Quindi sostanzialmente posizionando diversi pallini, che sono i comuni, lontano da queste due medie, noi possiamo verificare quanto i comuni, ciascun singolo comune, sia lontano dalla media provinciale. Quindi sostanzialmente se la famiglia o l'impresa paga più rispetto alla media provinciale. Quindi chi si trova sostanzialmente nella parte destra, quindi guardando le famiglie, quindi trovandoci nel primo e nel quarto quadrante le famiglie, chi si trovano nei comuni a destra, quindi nell'area verde, pagano di più della media provinciale. Al contrario, nel secondo e nel terzo quadrante pagano di meno. Le imprese, chi si trova sopra la barra orizzontale, pagano di più della media provinciale e sotto di meno. E quindi vedete una distribuzione dei comuni, quindi ci sono alcuni comuni che distribuiscono, come dire, in cui la spesa ovviamente è più o meno elevata del media provinciale. L'altro tipo di lettura, forse più interessante invece, è rispetto a come i comuni si collocano rispetto alla bisettrice. La bisettrice non ci dice altro che i comuni che si trovano lungo quella retta distribuiscono il carico in maniera uniforme tra imprese e famiglie. Chi invece si trova sotto quella bisettrice, registriamo comuni in cui le famiglie subiscono un carico tariffario più elevato rispetto a quello delle imprese, e viceversa si trova sopra la bisettrice. Come vedete anche in questo caso ci sono comuni che operano attraverso l'articolazione tariffaria una certa modulazione del carico tariffario. Quindi tra le due macro utenze, di famiglie e imprese. È evidente che questo ha avuto un impatto anche dalle ultime riforme che sono state fatte nell'ambito del servizio dei rifiuti, in particolare, come sapete benissimo, scusate, questo stiamo parlando di servizio idrico, ho fatto confusione io con i rifiuti. Quindi in questo caso, attraverso l'articolazione tariffaria, le autorità d'ambito possono modulare il carico tariffario tra famiglie e imprese. Noi abbiamo evidenziato alcuni comuni come Milano, Gessate, Casorezzo, ma come dire, anche gli altri hanno delle modulazioni che si allontanano da quelle bisettrici. Incrementi a fronte di nuovi investimenti. Qui ritorno al discorso iniziale. Gli incrementi ne sono stati tra il 2013 e il 2012, come potete vedere, sono stati incrementi poco sotto al 10%. È evidente che qui c'è stata una rottura, è entrata l'autorità dell'energia elettrica e del gas, quindi un nuovo mondo, un nuovo paradigma nei criteri tariffari, e ovviamente queste variazioni tariffarie vanno anche lette come dire, un risultato che è andato a sanare magari delle strutture del passato. Quindi strutture
unitario dell'integrale copertura dei costi. Il risultato che potete vedere è questo, quindi ci sono state variazioni importanti. Questi numeri ovviamente sono stati calcolati a livello teorico. Come sapete, le variazioni delle proposte tariffarie vengono sviluppate dalle autorità d'ambito e poi soggette all'approvazione dell'autorità dell'energia elettrica e gas. I tempi non sono sempre allineati con l'anno solare, quindi sostanzialmente quello che abbiamo calcolato era una variazione tariffaria teorica a valle dell'approvazione delle tariffe da parte dell'autorità, che è venuta da poco. L'utente ha invece ricevuto una fatturazione con un incremento tariffario più modulato, sostanzialmente il primo gradino c'è stato a giugno, e con conguagli che poi hanno impatto a partire dal 1 gennaio 2014 poi 2015. Gli anni 2014-2015, anche qui appena approvati dall'autorità dell'energia elettrica e del gas, le variazioni come vedete per singolo gestore, Amiaco, Brianza Sacco Metropolitano Milanese. Su questo hanno pesato anche i conguagli. Il nuovo metodo tariffario, non mi sto a dilungare, insomma, sui tecnicismi, sostanzialmente permette di recuperare tutta una serie di costi che fa sì che rispetto al precedente metodo provochino una sorta di gradino a rialzo per sanare appunto delle strutture che probabilmente in passato c'erano state. Quindi diciamo un nuovo paradigma che tendenzialmente tenderà a promuovere gli investimenti. Qualità del servizio, non vi sto a raccontare tecnicamente come abbiamo costruito l'indicatore, sostanzialmente è un indicatore di qualità dei servizi pubblici locali, che non riguarda solamente il servizio idrico integrato, ma anche la raccolta dei rifiuti, ma anche l'esecuzione elettrica e l'esecuzione del gas. Abbiamo costruito per 4 profili di consumo. Vi riportiamo quello relativo al servizio idrico. Come vedete la città di Milano emerge nel panorama italiano come la prima città capoluogo. Questo confronto è stato fatto solo sul comune capoluogo di provincia per ora, la mole di lavoro che c'è dietro ovviamente non è poca. E come vedete sia sulla qualità tecnica, dove ha un punteggio di ottimo, una valutazione ottima, su quello che non c'è un punteggio di buono, fa sì che la valutazione complessiva della città di Milano sia ottima, quindi sia eccellente, e tendenzialmente Milano emerge come la prima città in Italia per la qualità del servizio idrico integrato. Lo vedete qui ovviamente poi l'indicatori di attrattività, quindi questo indicatore ci permette di mettere a fattor comune sia la spesa, il livello di costo che un'impresa dovesse insediarsi a Milano, attualmente opera su Milano, con investimenti anche greenfield, e la qualità del servizio fa sì che il giudizio complessivo sia ottimo e Milano risulta la città più attrattiva in Italia per quanto riguarda il servizio di integrato. Rapporta smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Qui il settore come dire, ha tratti molto in comune con quello del servizio idrico, se non per il fatto che quando parliamo alla fine che non esiste ancora un'autorità di regolazione indipendente, e quindi forse il tema principale è che mentre nell'idrico parliamo di una tariffa, nei rifiuti parliamo ancora di un tributo. Prima, come ricordate, c'è stata la TARSU, in particolare torniamo alla storia di Milano, visto sempre la TARSU non aveva mai adottato la TIA, poi c'è stato il passaggio dopo il governo Monti alla TARES, alla TARI, le TASI e le TARI. Quindi è un settore che ha subito negli ultimi anni frequenti aggiornamenti legislativi normativi che non sempre sono stati, come dire, forieri di chiarezza, anzi probabilmente di difficoltà anche per gli stessi enti locali, per i comuni, che devono stabilire questi tributi anche alla luce poi delle difficoltà della finanza locale. Spesa unitaria, come vedete in questa tabella, questo permette di far vedere la variabilità tra profilo, quindi sostanzialmente nei rifiuti più che nell'idrico troviamo una differenziazione della spesa tra attività molto più marcata. In particolare questo è frutto di quelli che vengono definiti coefficienti di producibilità. Sostanzialmente nel metodo con cui vengono stabilite queste tariffe
viene assegnato a ciascuna attività produttiva un coefficiente di productività che dovrebbe riflettere la produzione poi reale di rifiuto urbano che quell'attività produce, e quindi inizialmente anche il costo che fa ricadere sui servizi. Come vedete da questa slide abbiamo alcune attività che hanno un corrispettivo che non supera i 4 euro al metro quadro, altre attività ritenute a maggiore velocità dei rifiuti che sono sopra i 20 euro al metro quadro. Questo non è secondario perché fa sì che, oltre che a una variabilità tra attività, vi è anche una variabilità per parità di profilo all'interno del perimetro provinciale. Come vedete esiste una variabilità della tariffa che è molto più accentuata rispetto a quella dell'idrico. Nell'idrico abbiamo sostanzialmente quattro profili, 4 utilizzi: uso commerciale, uso industriale, uso agricolo e uso artigianale. Nei rifiuti noi abbiamo riportato solamente 4: industria alimentare, ristorante, quartiere, albergo, ma tendenzialmente possiamo arrivare a una trentina di declaratori di attività, se non addirittura 70, escludendo le macro categorie. Come vedete sul territorio provinciale c'è un'accentuata variabilità della spesa, in particolare proprio per quelle attività per le quali la spesa è già minimamente più elevata. Ad esempio i ristoranti, in questo caso, emerge in maniera evidente, in cui sostanzialmente troviamo che il rapporto tra il massimo e il minimo è di 1 a 13, quindi nel comune dove la spesa è più elevata all'interno dei confini provinciali si spende 13 volte più l'impresa, diciamo il ristorante, sostiene una spesa 13 volte più elevata rispetto al comune con la spesa più bassa. Ovviamente il benchmarking, la graduatoria dei comuni all'interno della provincia varia in base anche all'attività produttiva, cioè non è detto che un comune dove abbiamo una spesa più elevata per il ristorante poi emerga anche come un comune con una spesa più elevata anche per tutte le altre attività produttive. Confronto di Milano, ovviamente solo sui comuni capoluoghi di provincia. In questo caso tendenzialmente, almeno per l'albergo e il ristorante, Milano si colloca per l'albergo sicuramente sotto la media ponderata nazionale, per quanto riguarda il ristorante si colloca circa in media nazionale, quindi come vedete non è sicuramente da cliccare. E oltretutto la graduatoria che abbiamo riportato in comuni capoluoghi di provincia come Batti, la graduatoria appare anche in base al profilo. Abbiamo riportato ovviamente la graduatoria. Milano è 50esima in termini di posizionamento della spesa per l'albergo, 54esima per il parrucchiere, 86esima per il ristorante e 69esima per l'industria alimentare. Ovviamente è sostanzialmente infatti 100-110 capoluoghi di provincia, quindi più ci si trova vicino alla cittadina posizione più la spesa è elevata. Da cosa dipende la spesa dei rifiuti? Ovviamente dalla dimensione del comune, è molto più come dire, caratterizzante la spesa nei rifiuti rispetto a quella dell'idrico, nel senso che le caratteristiche del comune e del modo in cui viene gestito il comune e della dimensione stessa del comune è molto più caratterizzante, quindi riesce a spiegare molto di più la varietà della tariffa rispetto a quella dell'idrico, in cui sostanzialmente si opera su ambiti territoriali ottimali, in cui anche se nella provincia di Milano, tendenzialmente pur avendo un lato provinciale, le tariffe sono differenziate per comune, in altre realtà tendenzialmente abbiamo una gestione unica con una tariffa addirittura unica per tutto l'intero territorio provinciale. Sui rifiuti invece la differenziazione delle tariffe è molto più marcata, perché dipende da una serie di fattori che vanno a caratterizzare proprio il comune stesso, quindi il bacino tariffario. Quindi la dimensione del comune tendenzialmente dalla letteratura, dalle analisi che anche noi abbiamo svolto, esiste tendenzialmente una correlazione positiva tra l'aumento della popolazione e l'aumento dei costi unitari, e quindi ovviamente a valle anche delle tariffe unitarie che vengono scaricate sugli utenti. Dipende ovviamente anche dalla distribuzione dell'effetto tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, dipende da tutta una serie di altri fattori, quali appunto il grado di efficienza delle gestioni, le differenti logiche di assegnazioni quantitative,
nonché le soluzioni organizzative adottate, come sembra una modalità di raccolta differenziata, nonché ovviamente anche la diversa dotazione impiantistica, questo è molto importante, di trattamento e smaltimento. Variazioni tariffarie nell'idrico, l'impatto della Tari, come sapete, è stata più forte per l'attività maggiore producibilità di rifiuto. In questo caso abbiamo anche un'ampia variabilità delle variazioni, quindi del movimento delle tariffe. In alcuni casi, come vedete, tra le variazioni minime e le variazioni massime addirittura cambiano di segno, quindi abbiamo situazioni in cui in alcuni comuni alcune attività produttive hanno sperimentato una forte riduzione delle tariffe, altri comuni invece in cui la tariffa addirittura è raddoppiata, se non più che raddoppiata. Quindi, come dire, l'impatto della taglia è stato non secondario, è stato molto forte e ha avuto un impatto assolutamente differenziato tra un comune e l'altro. Anche qui abbiamo fatto un esercizio di istituzione del carico, non mi dilungo, ve l'ho spiegato prima, come vedete anche in questo caso si assiste a una variabilità della distribuzione dei comuni lontano dalla direttrice molto più marcata rispetto a quella del servizio idrico integrato. Viene da dire che tendenzialmente in media nel servizio idrico integrato la distribuzione del carico tra famiglie e imprese è più equilibrato, nei rifiuti ha una maggiore variabilità. L'eterna riforma, non la so dire, sostanzialmente i risultati di questa indagine che avete visto e quindi questa estrema variabilità delle tariffe è frutto anche di un impatto della normativa assolutamente non chiaro. In 5 anni sostanzialmente siamo passati in 5 diversi regimi tributari tariffari, quindi un'immagine di lavoro anche di uffici comunali per poter dare seguito come dire, al nuovo contesto normativo. La qualità del servizio dei servizi urbani. Milano, anche qui emerge tra le prime in Italia. Abbiamo dall'indicatore che abbiamo costruito abbiamo un giudizio di accettabile per quanto riguarda le caratteristiche del servizio, un giudizio di ottimo per quanto riguarda la completezza della carta del servizio, e questo non è secondario, perché ci siamo accorti che la carta del servizio, in particolare nei rifiuti urbani a livello nazionale, spesso è un optional e non è assolutamente uno strumento che viene messo a disposizione del cittadino in maniera come dire, stabile. L'attenzione alle imprese è assolutamente elevata e quindi abbiamo un giudizio complessivo che oscilla tra l'accettabile e il buono. Questo fa sì che ponderando il giudizio sulla qualità con quello della spesa che abbiamo visto prima, Milano si colloca anche qui sui rifiuti tra le prime città in Italia per attrattività, quindi anche su questo lui è nona, quindi prima nel servizio di integrato, nona nei rifiuti urbani. Nel complesso Milano è sicuramente un capoluogo di provincia assolutamente attrattivo nel panorama nazionale. In ultimo abbiamo riportato anche i dati della raccolta differenziata, questo ci sembra importante segnalarlo perché anche nel confronto con la provincia di Milano risultava sempre un po' indietro, quindi i comuni dell'Interland milanese, quelli di tutta la provincia in senso ampio, hanno registrato sempre una percentuale di raccolta differenziata più elevata rispetto a quella del comune capoluogo di provincia. Nell'ultimo anno abbiamo visto che dai dati pubblicati dall'ANSA vi è una accelerazione molto significativa nei primi 9 mesi del 2014 che indicano che anche nella città di Milano il livello della raccolta differenziata ha raggiunto la media provinciale, quindi come dire, non è più Milano che tende ad abbassare la media provinciale, ma si sta allineando ai valori più ampi del contesto territoriale della